Giovinazzo e Lazio si sfidano nel 20° turno di Serie 2 Elite al Palapazzini. Buon pomeriggio e benvenuti da Davide Menolascina. Squadre in campo in questo momento, punti importanti in chiave playoff per entrambe le squadre. Buon momento di forma, probabilmente il migliore della stagione per il Giovinazzo, reduce dallo sgambetto alla capolista Capurso appena martedì scorso nel turno infrasettimanale. Adesso la formazione di Bernardo ha bisogno di proseguire, già oggi potrebbe esserci l'aggancio alla zona playoff, considerando che la Polisportiva Futura ieri ha perso e dunque potrebbe arrivare l'aggancio a quota 30 punti in caso di vittoria. Questo da parte della Lazio. Giovinazzo invece si porterebbe a -1 dalla formazione calabrese, dunque inutile spiegare l'importanza del match. Andiamo a vedere le formazioni odierne. Partiamo dal Giovinazzo, di capo a Alessandro Marolla, Sosa, Piscitelli, Fanfulla, Meuto, Pio Marolla, Palumbo, Greco, Teramo, Divanei e Lanotte. Luigi Bernardo in panchina. Lazio con Tarenzi, Lutta, Dallago, Pasetti, Capponi, Pilloni, Cimino, Pezzin, Lupi, Rinaldi e Battistoni. Maurizio Grassi, l'allenatore biancoceleste. Terna arbitrale composta da Fabio Parretti di Prato, Alessandro Ilia di Pisa e al cronometro Andrea Carnovale di Moliterno. Giovinazzo già in campo, di capo a tre pali Sosa, Meuto, Divanei e Palumbo. I 5 scelti da Bernardo. C'è l'assenza per squalifica di Fonso. Lazio invece con Tarenzi tra i pali, Lupi, Dallago, Pezzin, ed è proprio Dallago che dà il via alla partita. Completa il quintetto Pasetti, eccolo in possesso del pallone. Dunque Lazio in completo nero, Giovinazzo con i consueti colori bianco-verdi. Primo intervento di Lucas Meuto. Sosa, Meuto, Palumbo, nuovamente Sosa, Divanei, Meuto, Divanei, ancora Meuto, Sosa, Divanei, Meuto in avanti, non trova il compagno, palla fuori, torna ovviamente nella gestione dei non formati, fuori di Fonso come detto, torna Sosa, rimasto fuori dai 12 nella sfida di martedì al Livatino di Capurso. Prima uscita anche per Stino Di Capo, adesso con la testa ad anticipare Lupi. Ancora Lazio in gestione del pallino del gioco, 43 i secondi trascorsi fin qui. Pezzin cerca ancora una palla all'interno dell'area di rigore, rilanciata direttamente verso Tarenzi, Dallago e Pezzin. Palla girata sulla sinistra, ancora Pezzin riceve da Lupi, sbaglia però il lancio l'ex giocatore del Manfredonia e la palla torna a disposizione dei padroni di casa. 1:02 trascorsi, 20° turno che vi dicevo si è aperto ieri con Futura Capurso. Meuto, Sosa, Palumbo, Divanei, ancora Palumbo, Sosa, Divanei, cerca di muovere la difesa avversaria il Giovinazzo. Meuto cerca di chiudere il triangolo con Palumbo, la palla però sfila via
Altre gare di questa 20ª giornata: Mascalucia Pescara, Cusmolise Melilli, Tombesi Ortora Taranto, tutte alle 16, alle 16:45 il posticipo tra Roma e Itria. Adulit che poi si prenderà una pausa nel prossimo weekend, lasciando spazio alla nazionale. In un marzo denso di impegni, non per tutte, che comunque vedrà tanti punti importanti. Intanto tacco di Divanei per Sosa. Meuto non riesce a scaricare. Si ricomincia da Divanei. Meuto. Palumbo cerca proprio l'84. Pezzin ha capito tutto, finisce per terra Pezzin. Contatto falloso, dice l'arbitro. E dunque prima infrazione commessa. Riparte la Lazio, palla in avanti. Prova la conclusione Pasetti, smorzato il suo tiro, allora di capo può servire Sosa. Divanei. Palumbo. Per Sosa. Palla in verticale. Intercettata da Pezzini che poi cerca una strana soluzione dalla distanza, va forse visto di capo fuori dai pali, non era così. Il pallone già dall'altra parte. Pasetti verso Tarenzi, pressato da Meuto, deve scaraventarla in tribuna. Sosa. Palumbo. Ancora Sosa. Meuto torna da Divanei con l'esterno da Agustin Sosa che sbaglia però. Passaggio in profondità verso Palumbo e dunque la Lazio avrà a disposizione un fallo laterale. Attenzione alla chiusura di Sosa nel frattempo sul appena entrato Cimino. Lupi prova la conclusione, ribatte Meuto, rimessa laterale ancora. Ancora Lazio con Lupi che batte verso l'area di rigore, tocca Meuto, Palumbo prova a intercettarla, poi Divanei allontana con l'esterno, c'è gioco pericoloso su Palumbo. Pezzin non è d'accordo con la decisione, ricordiamo che non viene accumulato il fallo. Quindi semplicemente punizione di seconda per il Giovinazzo. Meuto, palla che diventa buona per Sosa che calcia e trova la parata di Tarenzi. Prima chance. Divanei ci prova col sinistro di prima, addosso a Cimino. Palumbo. Meuto per Sosa. Palla a cercare Divanei, intercetta dal Lago, potenziale 2 contro 2. Capponi però non controlla bene la palla e riconsegna di fatto il possesso al Giovinazzo. Sosa da Divanei. Palla alzata verso Capponi che fa sfilare. Tarenzi lo aiuta nel portarsi a casa la rimessa dal fondo. Da una rimessa all'altra perché la palla viene rimessa in gioco stavolta da Stino Di Capua dopo che la sfida era terminata out. Divanei per Palumbo, prova il numero, diventa buona per Sosa, ancora Sosa, destro ribattuto da Pezzin. Può ripartire Cimino dall'altra parte, scivolata di Meuto, tocco del 17 laziale. Rimette in gioco il pallone il Giovinazzo, Lazio che attende sulla linea di metà campo, almeno in questi primi minuti, siamo all'interno del quinto. Divanei non trova la profondità per andare da Meuto, cenno d'intesa tra i due. Meuto tra l'altro protagonista
assoluto, autore del gol partita al Livatino, anche emozionato nelle interviste post gara per la prestazione fornita dalla sua squadra. Calcio d'angolo intanto affidato a Valerio Lutta. Dentro a cercare Pezzin, Palumbo ribatte, Pezzin se la ritrova lì, fa 0-1 Lazio dopo 4 minuti e 15 secondi. Costretto a inseguire dunque il Giovinazzo dopo la rete di Pezzin. Subito in avanti i biancoverdi con Piscitelli. Sosa nuovamente dal capitano, c'era sul destro fermato da Lutta al momento della conclusione. Sosa la battuta, attenzione però c'è un richiamo per Battistoni e Flavio Fanfulla. Si stavano forse strattonando troppo prima della ripartenza del gioco. Adesso si riparte, calcio a Piscitelli, addosso ancora a Lutta, guadagna un'altra rimessa laterale praticamente in quella zona di campo. Sosa dentro da Fanfulla, prova a girarla col destro, Tarenzi para, arriva Sosa, grandissima parata ancora di Tarenzi. Dall'altra parte può partire Lutta, solo contro la difesa del Giovinazzo. Tocco di Sosa, rimessa Lazio. Protagonista fin qui Tarenzi del match, già 3 parate di grandissima qualità. Teramo per Divanè nel frattempo. Tanti mancini a disposizione di Bernardo. Piscitelli per Sosa. Eccolo Teramo. Bucata per Fanfulla, palla che torna all'indietro, un po' di difficoltà Battistoni, prova a tenerla in campo, ci riesce anche con l'aiuto di Pasetti. Lutta in avanti a cercare Capponi, gran controllo, scivolata di Sosa che concede fallo laterale. Battistoni. Piscitelli tocca, palla vagante, il cerco di centrocampo, allontana Battistoni. Panchina laziale che chiedeva il gioco pericoloso di Piscitelli, stavolta non è stato accordato. Piscitelli da Sosa. Teramo da destra, torna da Piscitelli, ancora qualche colpo proibito tra Fanfulla e Battistoni. Adesso anche presi dalla nostra inquadratura. Nel frattempo conclusione di Piscitelli per la terza volta, deviazione di Lutta, stavolta sarà corner. Ci prova Teramo col sinistro, la palla finisce fuori. C'è bisogno del pallone che arriva adesso dal tavolo del cronometrista, tra l'altro. Ancora un rinvio di Tarenzi che si perde sul fondo. 22 anni di differenza tra Battistoni e Fanfulla. Battistoni classe 83, Fanfulla 2005. Prova a girarla Fanfulla, Lutta intercetta, perde per un attimo l'equilibrio ma non ci sono avversari a pressarlo. Allora Battistoni e Pasetti. Ancora Battistoni. Pressione di Fanfulla, costretto a forzare la giocata, Lupi non può arrivarci, vuole battere subito Sosa. Battistoni disturba Fanfulla che prova ad arrivare sulla palla, poi Sosa, ancora Tarenzi. Pasetti. Battistoni lancia verso Lupi, buono il controllo con la testa, prova a calciare, esce Stino di Capua. Inizio divertente di match.
Lutta, non arriva la palla Pasetti, già pregustava lo scarico a rimorchio per la conclusione. Piscitelli rimette in gioco verso Sosa. Teramo. Sosa scivola, rischia di perdere la palla, la gira all'indietro da Piscitelli che non può andare da di capo, allora deve impegnarsi Teramo per allontanarla. La pizzica in profondità Sosa, sempre per allontanare il pericolo. Giovinazzo che può riorganizzarsi adesso. Si riparte con Stefano Pilloni. Lupi a cercare Dallago, la palla è buona, Dallago da posizione defilata, rischia poi di farsi malissimo. Temo abbia colpito anche con la testa la scala posizionata oltre la rete, infatti lo indica adesso anche l'arbitro, da qui non mi sembra di vedere fuoriuscite di sangue. Viene comunque chiamato l'intervento dei sanitari, ovviamente, perché se con il corpo era riuscito a evitare l'impatto con le balaustre, è andato poi con la testa sulla scala nella inerzia dell'azione. Ovviamente entrambi gli staff medici a verificare le condizioni di Dallago. Quando viene coinvolta la testa soprattutto bisogna avere la massima attenzione. Primo parziale che si è sbloccato anche nel gara delle 16 a Ortona con il Taranto avanti 1-0 grazie a Rodrigo Lopez. Ieri il 4-5 del Capurso a Lazzaro contro la Futura. 1-1 anche tra Mascalucia e Pescara. A Licandri ha risposto Dudu Morgado. Nel frattempo i giocatori continuano a effettuare, chiamiamolo un mini riscaldamento aggiuntivo, considerando che mancano ben 13 minuti alla fine del primo tempo. Probabilmente bisognerà anche asciugare il parquet prima che si possa ricominciare. Non so se adesso viene richiesta, sì, la barella per portare fuori dal campo Dallago. Che nel frattempo si è messo seduto, sempre con il ghiaccio alla tempia. Adesso viene anche aiutato a rialzarsi, anzi un po' più in su della tempia, proprio sul capo. Quindi niente barella, esce sulle sue gambe. Probabilmente adesso ci saranno ulteriori accertamenti. Vediamo se riuscirà a tornare anche in campo durante questa sfida. E dunque dopo una sosta di qualche minuto riparte Giovinazzo Lazio dallo 0-1 firmato Pezzin con 13 minuti esatti da giocare. Nel frattempo Dallago è arrivato anche sulla sua panchina
vi aggiorneremo costantemente per le sue condizioni, sperando di rivederlo anche durante questa partita in campo. Nel frattempo Piscitelli gestisce la palla, Sosa coglie in controtempo il suo capitano. E quindi rimessa Lazio. Lupi rinvia in profondità a cercare Pasetti, anticipo di Piscitelli e poi Sosa. Teramo. Sosa. Ancora Teramo. Sosa ancora. Da Piscitelli. Dentro da Teramo. Ricomincia da Sosa con l'esterno, cerca di far filtrare. Teramo suolata per Sosa, grande intervento di Riccardo Pezzin, che poi cerca il numero, si autolancia praticamente, finta il tiro col sinistro sul secondo palo, gran parata di Capua su Pilloni. Lupi da posizione molto defilata trova l'opposizione di Sosa. Pasetti, Pezzin con il mancino, palla alta. Rimessa di Capua per Piscitelli. Teramo da Sosa. Piscitelli ancora. Meuto. Sosa. Piscitelli ancora. Scambiano Teramo e Piscitelli. Palla per sinistra verso Sosa, tra le linee Meuto, un po' isolato, perde il controllo della palla, riparte Pasetti, accompagna Pezzin, servito, un pizzico lungo il pallone, grande chance Lazio. Di capo a corto per Sosa. Piomarolla. Teramo, anzi Piomarolla ancora da Divanei. Sosa. Meuto. Sosa fa filtrare bene per Piomarolla, incespica un po' nel controllo e poi si allunga nel tentativo di superare Pasetti, che però mette il corpo davanti. Tarenzi da Ippoliti, poi Lupi. Lancio per Pasetti a contrasto con Sosa e poi Pezzin mette ordine calciando addosso a Divanei, guadagnando fallo laterale. Lupi. Battistoni, lancio profondo, sempre a scavalcare la difesa, ci arriva Sosa di testa, la palla si impenna, buono il controllo di Pezzin. Battistoni, eccolo Pezzin, prova a tagliare fuori Divanei che rimane in pressione, ancora Battistoni, Pezzin di prima, palla fuori. Meuto, Divanei, ancora Tarenzi, Meuto torna da Divanei che era per terra. Fallo laterale Giovinazzo. Meuto, raddoppio di marcatura, deve ricominciare da Sosa. Ancora Meuto, bella palla tra le linee che diventa buona per Piomarolla, palo. Lupi dall'altra parte, grande intervento di Sosa, poi Meuto e Piomarolla. Guadagna fallo laterale, vicinissimo all'1-1 il Giovinazzo, questione di centimetri. C'è un piccolo problema con Tarenzi, sembra però in grado di restare in campo e quindi Piomarolla può battere la rimessa. Sosa, ancora rimessa Giovinazzo, Piomarolla da Divanei. Sosa, profondità da Meuto che per di spalle cerca di portare la palla in avanti, gliela scippano Lutta e Battistoni che attaccano, ancora Lutta fermato dall'intervento di Sosa.
9:47 da giocare. Battistoni corto per Lupi, ancora Battistoni, Lutta. Cercare il destro di Lupi, diventa un assist per Pezzin che deposita al lato. Pallone clamoroso per fare 0-2. Ferma il gioco mister Bernardo, vuole riflettere un attimo con i suoi in vista degli ultimi 9:38 del primo tempo. Squadra nuovamente in campo, si riparte con il rinvio di Di Capua. Sosa da Marolla. Divanei per Marolla. Meuto è partito, Marolla, c'è Divanei con un po' di campo. Sosa con l'esterno, Lutta lontana. Marolla. Sosa all'indietro da Divanei, ancora Sosa, Meuto, Sosa la alza a cercare Divanei, Pezzini in anticipo con l'esterno destro, ridà la palla a Giovinazzo, anticipato Divanei, Meuto lotta con Pezzini che prova a girarsi, forse anche una trattenuta, si prosegue, Divanei all'indietro, un po' alla cieca, c'è Marolla. Sosa. Marolla, Battistoni in pressione, si chiude il triangolo, Marolla calcia ancora Tarenzi. Sosa da Divanei, poi Marolla, ancora Sosa fermato da Pezzin che attacca solo la difesa del Giovinazzo. Pezzin fermato, palla ancora buona per Capponi. Divanei in fallo laterale. Di Capua riesce a evitare il calcio d'angolo. Va da Sosa. Meuto per Marolla. Nuovamente Meuto. Divanei e Sosa. Pezzin ruba ancora un pallone, c'è Meuto da quella parte, allora Marolla sulla sinistra, tutto chiuso, si riparte da Sosa. Divanei, lungo linea da Meuto, cerca di farla passare, lotta ancora con Capponi, poi arriva Battistoni, spara via il pallone, colpisce Lutta, rimessa Giovinazzo. Divanei sbaglia il controllo, stava apparecchiando per calciare di sinistro, gran rottura di Sosa a fermare la Lazio, fa lo stesso Battistoni al cieco di centrocampo, perde l'equilibrio, Meuto, Marolla lo cerca, tanta confusione adesso, ancora Meuto a lottare con Pezzini, gran finta, si può andare dall'altra parte, filtra il pallone per Marolla, vuole andare sul destro, calcia male. Applausi comunque di incoraggiamento da parte del pubblico, buono spirito del Giovinazzo comunque.
Lancio in profondità. Pasetti se la ritrova praticamente in testa, non riesce però a indirizzare. Fanfulla per Meuto, questa è la scelta di Bernardo, e anche Palumbo per Marolla, Pio Marolla. Divanei. Si perde il pallone. Lancio in avanti per Pasetti, Sosa di testa. Palumbo, buon dribbling. Appoggia Divanei sul sinistro, carica il mancino, esterno della rete. Tarenzi per Capponi. Lupi. Palumbo tocca la palla, Sosa la riconquista. Divanei. Tocco di Dallago che è tornato in campo, lo vedete, con una vistosa fasciatura alla testa. Nuovamente Divanei. Palumbo. Da Piscitelli. Divanei, la palla non passa, numero di Pasetti che se ne va, può attaccare l'area di rigore. Pasetti in porta, di poco al lato. E poi si fa male anche lui nella caduta. Adesso si è battuto la spalla. Anche Palumbo rimane per terra. Approfittiamo per fare un giro sugli altri campi. Taranto sul 4-0 a Ortona. 4-0 segnato da Rosato. Pasetti rimane per terra. Viene chiamato lo staff biancoceleste. Altra pausa. Mi ha chiesto l'intervento del medico anche in questo caso. Quindi seconda situazione di fila in cui un giocatore della Lazio rimane per terra. Adesso si rialza Pasetti. Sfortunati i giocatori della Lazio in questo primo tempo. Adesso si rialza anche Pasetti tra gli applausi del pubblico del Palapanzini. Alla fine ha preso un colpo alla schiena sul parquet del Palapanzini. Adesso si ricomincia. Si ricomincia da Palumbo e Divanei. Ancora 6 minuti da giocare nel corso del primo tempo. Palla che arriva a destra, ci prova Fanfulla, ma la palla era già uscita. Quindi ci sarà fallo laterale per la Lazio.
lancio in avanti, Piscitelli di testa, Divanei non può tenerla in campo, c'è rimessa per gli ospiti. Politi tra le mani di Capua che vuole far correre Divanei, gran lettura di Dallago che intercetta la palla, che rimane anche in campo, Pezzin la tiene sulla linea. Ippoliti, Dallago, c'è stato il tocco di Divanei e dunque fallo laterale per la Lazio. Va Lorenzo Dallago, scambia con Lupi, poi Tarenzi. Lancio non preciso. Palumbo da Piscitelli. Divanei. Piscitelli. Ancora Divanei. Palumbo. Litiga un po' con la palla. Poi va in avanti a cercare Fanfulla, tagliato fuori da Dallago. Palla anche non precisissima. Quella di Palumbo. Dallago, 5:20 all'intervallo. Ippoliti in avanti, Pezzin non aggancia. Rimessa per Di Capua. Piscitelli, Divanei, Palumbo, Piscitelli nuovamente, Divanei, Piscitelli da Fanfulla, all'indietro non si intende con Piscitelli che deve correre all'indietro, appoggia Di Capua, rinvio teso ma troppo lungo. Pilloni, pressione di Palumbo, all'indietro da Dallago in area di rigore. Invio anche in questo caso poco preciso, più per liberarsi dalla palla che per cercare un compagno. La pressione del Giovinazzo si è leggermente alzata, dunque induce maggiormente a forzare la giocata agli avversari. Palumbo sbaglia il passaggio colpendo Piscitelli. Palumbo ruba per un attimo la palla, si torna poi da Tarenzi che deve allontanarla sulla pressione di Alessandro Palumbo. Guadagna una rimessa in zona offensiva il Giovinazzo, torna a farsi sentire anche il pubblico. Piscitelli, Divanei, Palumbo ce l'ha sul mancino, sbatte su Lupi, palla in area di rigore, Dallago allontana, l'ha toccata Fanfulla, correttamente viene assegnata rimessa alla Lazio. Rimessa laterale, non dal fondo, quindi deve effettuarla Lupi. Palla lungolinea da Pezzin che ci arriva, gliela porta via Piscitelli, buona palla, Palumbo a spazio, destro di Palumbo, ancora Tarenzi, poi Fanfulla col sinistro, calcia male. Gran primo tempo davvero di Tarenzi. Dallago in profondità, Sosa ruba palla, 3 contro 2, Sosa sul destro, grande intervento di Dallago, subito battuto il corner, calcia Palumbo, Tarenzi e poi il palo, ruba palla Teramo, non può calciare, ricomincia da Divanei, poi Sosa, cerca spazio per il destro, non lo trova, va da Divanei, Teramo, troppo chiuso, Divanei a spazio, sinistro, Tarenzi sbanaccia al lato. Sosa, Divanei, Sosa all'indietro, Divanei e Palumbo, la gira direttamente sul fondo. Time out adesso chiamato dalla Lazio, 3:28 alla fine della prima frazione.
Sempre 0-1 il punteggio al Palapanzini, 3:28 alla fine della prima frazione. Tarenzi pronto a rimettere la palla in gioco. Lancia verso Pezzin, testa di Sosa, poi Lupi a contrasto, Meuto e poi Teramo. Prova a ripartire, Lupi lo ferma, fallo laterale Giovinazzo. Sosa. Piumarolla. Per Sosa. Meuto. Ancora Sosa. Buona palla in profondità, un pizzico lunga, Marolla non può arrivarci. Va Tarenzi, Pezzin si muove tanto alle spalle della difesa, la chiama di capo e la fa uscire fuori. Piumarolla da sinistra, riorganizza con Sosa. Meuto. Sosa. Meuto e ancora Agustin Sosa. Piumarolla. Sosa. Teramo, Sosa. In avanti a cercare Teramo, prova ad arrivare sulla palla. Buona copertura di Capponi. 2,5 e poi ci sarà il riposo. Lupi. Dal Lago. Direttamente sul fondo. Sosa. Teramo e Meuto. Non c'è nessuno in profondità. Sosa da Teramo, ritorna da Sosa. Palla a cercare Meuto, conclusione contenuta da Dal Lago che adesso lascia il campo a Battistoni. Tarenzi, solito rinvio in profondità, non ci può arrivare Capponi. Pallone a disposizione di Stino Di Capua con 2 minuti da giocare. Sosa, la palla che non filtra, rischia di mandare in contropiede Capponi, perde il pallone, ancora Sosa trattenuto, fallo ai suoi danni. Teramo. Meuto l'indietro, Piumarolla. Meuto. Sosa. Sbaglia il passaggio, Pezzin può andare, prova a saltare Sosa, arriva poi Di Capo a mettere ordine, palla in tribuna. Pasetti in campo nuovamente dopo l'infortunio patito qualche minuto fa. Eccolo giocare il pallone all'indietro per Lupi, poi Battistoni, Pezzin, arriva Lupi fortissimo in sovrapposizione, Sosa intercetta, Meuto la tiene in campo, deve evitare calcio d'angolo ma concede fallo laterale. Pasetti però fa segno che non ce la fa, non lo vedete inquadrato ma sta tornando verso la sua panchina, infatti in campo si rivede Lutta. Si tocca ancora il fianco. Battistoni col sinistro, traversa scheggiata con deviazione. Poi rimane per terra anche Di Capo dopo il volo clamoroso. Nulla di grave però per il portiere del Giovinazzo. 1:15 da giocare, ancora angolo per la Lazio, si muove Pezzini in area, la palla ancora per Battistoni, stessa soluzione di prima, la palla però stavolta termina molto più alta. Lancio in avanti verso Teramo, lo chiude Lupi. Sosa. Destro in porta, Tarenzi la vede partire all'ultimo ma respinge comunque. Ancora Sosa la battuta del corner, 1 minuto all'intervallo. Palla deviata, Teramo non può coordinarsi per il tiro. Sosa. Teramo. Sosa. Duello con Lutta, va sul mancino, Sosa dentro nelle intenzioni, poi la colpisce male.
e la mette sul fondo. 47 secondi ci separano dal termine del primo tempo. Lutta davanti da Pezzin, controllo non perfetto, Meuto non riesce a passare in mezzo a due, ancora Pezzin, Teramo ruba il pallone, tocco di Pezzin, rimessa a Giovinazzo. Marolla, Sosa va a cercare Teramo, palla troppo lunga. Tarenzi, rinvio profondo direttamente sul fondo dall'altra parte. 24 secondi e poi ci sarà il suono della sirena. Piumarola per Sosa. Meuto, ancora Sosa, Marolla, sfida Lupi nell'uno contro uno, non riesce a passarlo, poi Meuto cerca l'imbucata, controllo non perfetto, allora Lutta, forse l'ultimo pallone della Lazio. Lutta cerca di andare sul destro, serie di rimpalli, l'ultimo tocco è il suo, è rimasto un secondo sul cronometro. Non c'è tempo per fare più nulla, finisce la prima frazione, Lazio avanti grazie al gol di Pezzin dopo 4 minuti e 15 secondi. Ci prendiamo anche noi una piccola pausa e ci rivediamo per il racconto del secondo tempo.
Tutto pronto al Palapanzini, secondo tempo di Defender Giovinazzo Lazio, 20ª di A2 Elite. Si ricomincia 0-1 Pezzin del primo tempo. Divanei e Meuto. Sosa. Sosa, Divanei, Palumbo e Meuto. Stesso quintetto con Di Capua che ha iniziato la partita, inizia anche la ripresa. Tarenzi, Dallago, Pezzin, Battistoni e Lupi invece in casa Lazio. Turbante per Dallago, lo vedete a destra nell'inquadratura per una botta alla testa presa a inizio primo tempo. Tornato poi regolarmente in campo dopo i soccorsi. Lazio che ha sbloccato il match dopo 4:15 grazie a Riccardo Pezzin, e poi nel complesso più palle gol per il Giovinazzo. Bravissimo Tarenzi però fin qui a tenere la porta inviolata. Palumbo attacca da sinistra, cerca di metterla dentro. Tarenzi, serve Battistoni, lancio per Lupi. Palumbo in anticipo, vorrebbe un tocco sul corpo dell'avversario che non è stato visto. Battistoni, Pezzin. Battistoni verso Pezzin. Lancio per Battistoni, non ci arriva Palumbo, ci arriva Stino Di Capua che rimette in gioco dall'altra parte. Lupi in anticipo con la testa su Divanei. Meuto lo va a cercare, Divanei cerca il numero. Gli è rimasta praticamente incollata al piede la palla, non è riuscito a dare l'impatto voluto. Lupi, quasi diventa un tiro alla deviazione di Meuto. Tarenzi ovviamente non ha problemi nel bloccare la sfera. Dallago, Battistoni, poi ancora Dallago, intercetta Divanei, può attaccare con il sinistro, la spedisce al lato, calciata male. Tarenzi lancia in profondità, Sosa con la testa, Meuto vuole salvarla e ci riesce. Poi Palumbo, contrasto con Lupi, rimessa laterale per la Lazio. Trascorsi 2 minuti nel corso della seconda frazione. Battistoni pressato, si appoggia a Dallago. Lancio in avanti, Pezzin ovviamente non può arrivare su questa palla che termina sulle tribune del Palapanzini. Palumbo, contrasto con Lupi che ha perso anche la fascia da capitano, se la rimette adesso. Rimane in avanti il Giovinazzo. Sosa sulla palla, Meuto vorrebbe andare a calciare ma è chiuso, palla che non passa, se la ritrova proprio Meuto. Poi intervento di Pezzin, sempre rimessa per il Giovinazzo. Palumbo dentro da Sosa, appoggia Divanei che col destro non riesce a inquadrare la porta. Tarenzi lancia a cercare Lutta, palla però troppo profonda. Nuovamente Di Capua verso Divanei. Palumbo, Sosa,
Divanei per Sosa, Meuto, Sosa per Divanei che è di spalle, torna dal giocatore dell'Uruguay. Divanei, partito Meuto, non ci sono linee di passaggio per servirlo. Palumbo con l'esterno per Divanei, un pelo lunga la palla, può ripartire Tarenzi. Siamo entrati nel quarto del secondo tempo. Dal Lago, Battistoni, pressione di Meuto, riesce a eluderla, palla poi per Lutta, Sosa non riesce a riorganizzare, a far ripartire la manovra. Intanto parziali dagli altri campi: Mascalucia Pescara 1-4, Roma Itria 1-1 e Tombesi Taranto 2-6. 1-1 invece tra Cusmolise e Melilli. Lutta prova a saltare Sosa, spalla contro spalla, lo vince il giocatore del Giovinazzo che può portare la palla dall'altra parte ed è 3 contro 2. Sosa se l'allunga, Battistoni la ruba, poi Meuto ferma il potenziale contropiede. Pezzin, profondità dove però non ci sono compagni. Di capo la tiene in campo, non può giocare con le mani. Meuto, anzi Sosa, Palumbo. Meuto in questo momento si trova sulla sinistra. Divanei, eccolo Lucas Meuto. Sosa, Divanei, ancora da Sosa. Divanei riceve, Sosa cerca spazio, Divanei dentro da Meuto, vuole andare sul sinistro, se la tocca male, manca sempre un pizzico di precisione. Lancio in zona di Capua, si riparte da Sosa, Lazio che attende nella propria metà campo. Divanei, Palumbo, Sosa, ancora Palumbo, scarico sbagliato, va anche a effettuare il cambio con Piomarolla. Politi in profondità, sbaglia la misura del passaggio, Lutta non ci arriva, Fanfulla per Meuto e tra poco anche Piscitelli. Poi Bernardo ha chiesto a Divanei se ha bisogno del cambio e infatti è arrivato proprio al posto dell'84 l'ingresso di Angelo Piscitelli. 3 elementi su 4 cambiati praticamente nello stesso momento. Lazio che intanto può andare con Ippoliti sulla destra dopo aver rubato palla a Piscitelli, pardon, con Pilloni. Piscitelli, Sosa, Angelo Piscitelli, poi Sosa in avanti da Fanfulla con un po' di mestiere. Lupi lo manda fuori tempo, rinvio di Tarenzi a cercare la testa di Lupi. Sosa cerca di autolanciarsi, Fanfulla non riesce a prolungare, Pillone attento e torna da Tarenzi, poi deve allontanare la palla. Possesso Giovinazzo, quasi 6 minuti trascorsi nel corso del secondo tempo, sempre 0-1 al Palapanzini. Sosa da Piomarolla, ancora Sosa, palla che non passa, l'allunga verso Di Capua, lancio per vie centrali, non ci ha creduto Fanfulla perché Lupi l'aveva praticamente lasciato andare, la palla era assolutamente gestibile. Sosa adesso manda fuori tempo Capponi, stesso metro di giudizio adottato a parti inverse poco fa. Fanfulla, Piscitelli, si torna da Di Capua, vediamo se ci riprova.
C'è anche Sosa nell'area di rigore avversaria. Lupi stavolta ci mette la testa. Parla con Tarenzi. Rimessa per Sosa. Piscitelli cerca destro verso la porta avversaria. Non è efficace questa giocata. Lazio che però perde subito il controllo della palla. Pronto a tornare in campo Divanei dopo aver rifiatato un paio di minuti. Intanto Piscitelli in avanti da Fanfulla, prova a girarsi, buona chiusura di Dallago, la palla rimane in campo, ancora Fanfulla a lottare, guadagna un buon calcio d'angolo. Non manca la personalità a questo ragazzo. Pezzin lancia in avanti, palla per Di Capua. Piscitelli non può agganciare Fanfulla, rimessa in gioco del pallone affidata a Tarenzi, che ovviamente aveva 4 secondi a disposizione, è andato dal compagno più facile da servire. Siamo dall'altra parte con Di Capua, dentro Divanei per Sosa. Deve alzare il ritmo il Giovinazzo, però ci prova Divanei dalla distanza, da 20 metri, senza riuscire a inquadrare la porta. Tarenzi da Battistoni, finta efficace su Piomarolla, che poi è bravo a rientrare, fallo però. Ha allargato troppo il braccio, dice l'arbitro. Occhiataccia anche di Battistoni a Piomarolla, che adesso viene richiamato da Bernardo in campo Teramo. Dallago e Lupi sul pallone. Eccolo Lupi, prova la conclusione, gran diagonale, la Lazio raddoppia con la firma del capitano. (12 minuti e mezzo adesso a disposizione del Giovinazzo per rimontare questo doppio svantaggio. Divanei, Piscitelli, Teramo. Fanfulla prova a girarla, anche un po' trattenuto, tutto però regolare. Pezzin se ne va sulla sinistra, esce Di Capua, può anche far ripartire l'azione. Teramo, Piscitelli con l'esterno cercando Divanei, che poi prolunga in avanti direttamente tra le mani però di Tarenzi. Battistoni va con il sinistro, deviazione di Teramo, calcio d'angolo. Palla tra le mani di Di Capua. Fanfulla prova a attaccare la profondità, servito, costretto però a accontentarsi del fallo laterale. Piscitelli, Divanei, Teramo, Piscitelli, Teramo, Divanei, in avanti da Fanfulla che non riesce a controllare, esce Tarenzi che poi ha preso anche un colpo da Dallago.
Sosa per Piscitelli, Meuto per Fanfula. Intanto le scelte di Bernardo, con Piscitelli che forse a breve però tornerà in campo come portiere di movimento. Meuto restituisce intanto il pallone con Tarenzi che si è ripreso. Battistoni lancia in profondità, Pezzin non ci può arrivare. Sosa da Teramo, ancora Sosa, Divanei, Meuto prova a farla passare, Cappone in vantaggio, Meuto pressa sul pallone, porta a casa un corner. 11 minuti e 2 secondi da giocare. Sosa alza la palla per Divanei, ce l'ha sul destro, sbaglia completamente la giocata, diventa però buona la palla per Sosa. Meuto stretto ad allargarsi, porta a casa la rimessa laterale. Palla dentro per Meuto, intercettata, poi Sosa non commette fallo, allora Divanei. Meuto prova a girarla, ce l'ha sul destro, dal lago però lo chiude, allontana in tribuna. Dieci e mezzo. Sosa se ne va, la mette dentro, non ci sono compagni però pronti a ricevere questo pallone. Battistoni, Capponi, Battistoni in avanti senza poter costruire. Dentro Palumbo per Teramo, mentre la maglia da portiere di movimento rimane per il momento pronta in panchina ma non viene utilizzata. 10 minuti da giocare. Divanei, Sosa, Divanei, suolata per Meuto, a sua volta per Sosa, fuori misura il passaggio, la tiene in campo comunque Sosa, Pezzin deve allontanare, la palla resta lì, ancora Tarenzi su Palumbo. Palumbo, ma bisogna ripetere il corner. Meuto riceve in aria, prova a calciare. 9,53, Divanei, suolata per liberare il mancino, addosso a Battistoni però. Palumbo e Divanei. Meuto. Sosa. Divanei di prima per Meuto che però è costretto a giocarla di spalle, cerca di farla passare in qualche modo. Ottima copertura di Dallago alle sue spalle, poi c'è Tarenzi, lancio in avanti, chiama la palla di Capua che perde per un attimo il controllo, credo proprio della sua posizione. È stato un attimo incerto se potesse toccarlo o no con la mano, alla fine l'ha mandata in calcio d'angolo. Ci prova Battistoni di prima intenzione, la palla finisce fuori, controllata da Di Capua. Divanei, Sosa da Meuto, sbaglia la misura del passaggio, poi il segnale che oggi qualcosa non va proprio in termini di precisione anche nelle giocate che possono sembrare più semplici. Battistoni in avanti, buono l'anticipo di Sosa che prova la conclusione ma non trova lo specchio. Tarenzi rinvia, Battistoni allontana la palla in zona lutta, imprendibile però il pallone, rimessa dal fondo. 8 minuti 58 secondi, potenzialmente il tempo c'è. Sosa fa filtrare verso Palumbo, ancora Sosa,
Divanei, Meutò, fallo di Battistoni, consapevole della infrazione commessa, non gli risparmia però il cartellino giallo. Posizione interessante per il Giovinazzo. Vediamo se arriva una battuta diretta verso la porta o se ci sarà un passaggio verso Sosa magari. Meutò va a cercare Sosa ma non lo trova. Battistoni prova a mettere ordine, allontana la palla direttamente sul fondo. Grande gestione di Battistoni in questo caso. Sosa da Divanei, Palumbo dentro da Meutò, palla diventa ancora buona per Palumbo che lotta dal limite dell'area, prova a giocarla, sfortunato poi nel rimpallo, c'è rinvio dal fondo e non corner. Tarenzi profondissimo, il pallone finisce direttamente nella porta di Di Capo. C'è stato anche un fallo di Lutta su Sosa, frazione numero 2 commessa dalla Lazio. Rimessa per Palumbo, 8-11. Vediamo se Bernardo chiamerà il time out prima di pensare al quinto di movimento. Palumbo riparte dalla sua metà campo verso Sosa, poi Meutò, Palumbo e ancora Sosa. Pezzina si ritrova il pallone a disposizione, prova a saltare Sosa che però mette bene il corpo davanti. C'era anche Divanei in copertura. Meutò da Sosa, palla che non passa. Palumbo deve andare sul sinistro, chiuso da Lutta. Anche Palumbo rischia di farsi male, nulla di grave. 7:43, tocco di Meutò, rimessa laterale. Piscitelli alla fine torna in campo con la maglia bianca, quindi non da quinto di movimento. Tarenzi lancia, stavolta Di Capo non la può far sfilare in porta. Si riparte da Sosa, Lazio sempre attenta in copertura nella propria metà campo. Divanei, Meutò prova a girarla col sinistro, muro di lupi, partito Pezzini dall'altra parte, c'è spazio per Lutta invece per una soluzione più corta. Tarenzi sceglie di andare in profondità, Sosa prova ad allungarsi di testa, una situazione che abbiamo visto davvero tante volte. Non è un giocatore altissimo, quindi fatica anche poi a arrivare ad intercettare la palla o, come in questo caso, deve concedere il calcio d'angolo. Lutta per Lupi, destro in porta, ancora una botta del capitano, va sullo 0-3 la Lazio, doppietta per lui, massimo vantaggio biancoceleste. Ci sono anche gli applausi da parte del Palapanzini, va detto, per questo grandissimo gol di Lupi. E adesso time out chiesto da Bernardo. Teramo già la male da quinto di movimento.
Portiere di movimento per Bernardo e 7 minuti che ci separano dalla fine della partita. Adesso serve l'impresa al Giovinazzo contro la Lazio fin qui perfetta nella propria metà campo. Piscitelli, Sosa, Divanei, Sosa e Divanei, Meuto, Teramo al limite dell'area, ricomincia da Meuto, Divanei, Piscitelli, da Sosa, poi Piscitelli, nuovamente Divanei, Meuto, c'è spazio per Teramo, non lo serve, si riparte da Sosa, scorre il cronometro, Teramo all'indietro da Divanei, Sosa, Meuto con un rischio, Teramo poi dentro, la palla finisce in porta, autogol di Tarenzi di fatto, 1-3 il punteggio. Autogol di Tarenzi perché la palla non era diretta verso lo specchio della porta. 6:04 da giocare. Lupi e Battistoni in avanti a cercare dal lago, palla che non può essere però gestita. Ancora quinto di movimento, sarà la costante di questi ultimi 6 minuti. Sosa, Divanei, Meuto e Divanei, poi Sosa, ancora questa palla che porta Teramo sulla linea di fondo, quasi servito Sosa, forzando un pochino il Giovinazzo riesce a superare la prima linea di difesa, dunque può avere una superiorità. Sosa cerca il secondo palo, Battistoni intercetta. Meuto e Divanei, Piscitelli, Divanei, Meuto, Divanei da Piscitelli, Sosa, Meuto cerca spazio, la palla è buona per Divanei, c'era sul destro, incrocia ma non calcia, poi ci pensa Battistoni a mandarla verso la porta e a riportare sul +3 la Lazio. Daniel Battistoni, 4-1. Tutto nuovamente da rifare per il Giovinazzo dunque, con 5:15 da giocare, ancora 3 reti di distanza tra le due squadre. Divanei, Sosa e Divanei non si intendono, poi Meuto e Teramo e la palla sfila in fallo laterale. Sosa rimette il pallone in gioco per Divanei, è iniziate adesso esattamente gli ultimi 5 minuti. Divanei, Meuto, Divanei e poi Sosa. Divanei da Meuto, ancora scambio tra i due. Teramo prova il dribbling, riesce a saltare anche Lupi, la porta è vuota, ci può provare Pezzin, vicino al quinto gol. Meuto, pressione forte della Lazio adesso, c'è spazio però per Sosa di conseguenza dall'altro lato. Sosa non riesce a scaricare, la palla rimane in area di rigore, poi fallo commesso da Sosa e giallo. Punito l'intervento scomposto, aveva anche preso il pallone ma è stato però per l'arbitro troppo irruento l'intervento.
Lupi, si riparte, Battistoni colpisce male la palla, la spedisce sul soffitto. 4-14. Divanei, Sosa e poi Divanei. Teramo, Meuto, Teramo, Divanei da Piscitelli. 4 minuti al termine del match. Teramo fuori nuovamente da Divanei. Caspazio anche per il sinistro. Non c'è stato il tocco di Tarenzi. Questa è l'interpretazione arbitrale. Divanei allarga le braccia chiedendo un corner che però non c'è stato. Tarenzi in profondità, di capo fa sfilare. Sosa prova il numero su Battistoni che però non lo fa partire. Meuto, dentro nuovamente Teramo, 3:45 a disposizione. Divanei, Teramo, ancora Divanei. Sosa e Teramo. Da Meuto, si ricomincia. Divanei, Piscitelli, Divanei, Teramo in area di rigore. Meuto può anche calciarla 2 volte sul primo palo, troppo debole. Poi Tarenzi la allontana, Divanei protegge la porta. Teramo, Divanei e Sosa per Piscitelli in angolo a sinistra. Divanei da Teramo, Meuto la gira sul primo palo, Piscitelli non arriva all'impatto col pallone. Con un'occhiata anche all'arbitro numero 1 per un contatto ai suoi danni. Tarenzi al rinvio, palla scaraventata sul fondo. Grassi vuole la pressione dei suoi adesso. Divanei da Sosa, attende l'ingresso di Teramo. 3 minuti alla fine della partita, 3 anche gol di differenza tra le due squadre. Divanei, Teramo, Meuto in area di rigore per Sosa, 2-4. (17:09) nel corso del secondo tempo. Torna a -2 Giovinazzo. Pezzina la battuta del calcio d'inizio. Battistoni, Lupi per Battistoni, allontana il pallone. Piscitelli lotta, prende un colpo da Pezzini in gioco pericoloso. Alla fine viene anche cumulato il fallo. (2:44) è possesso per Giovinazzo. Teramo, Divanei, Teramo, Meuto, Teramo e Divanei, poi Sosa. Teramo riceve, solita giocata per Meuto, serie di rimpalli. Sosa se la riprende, Sosa calcia, ma Tarenzi è ancora attento. Sosa la mette un po' pigra verso Divanei, testa di Dallago e palla in rimessa laterale. 2 minuti e 10 da giocare. Meuto, Divanei, Piscitelli, Divanei nuovamente. Sosa, Divanei, velo per Meuto che potrebbe anche puntare la porta col corpo. Piscitelli da Sosa sul secondo palo, Meuto perde l'attimo per il tiro, ce l'ha Teramo e poi Divanei con deviazione, palla fuori. Tarenzi stavolta l'ha tagliato fuori. Meuto all'indietro, 1 minuto e 40. Sosa e Divanei. Teramo da Divanei nuovamente. Sosa fa sfilare, Piscitelli può anche tirare in porta, Dallago intercetta. Sosa, Divanei per Teramo, Meuto, Teramo, Divanei, Teramo e ancora Divanei. Sosa, intercetta Battistoni. Sosa lotta, rimessa Giovinazzo, un gol adesso infiammerebbe l'ultimo minuto. Meuto in area, deviazione, palla che rimane dentro
Giocata all'indietro, Piscitelli protegge per il destro di Sosa, super Tarenzi. Piscitelli, 1 minuto e 5 secondi, Teramo, Meuto, limite dell'area, ancora Teramo, Divanei, Teramo, da Sosa, Divanei, non gli concedono il sinistro, c'è spazio verso Piscitelli, poi Meuto in area di rigore, Teramo la mette a rimorchio, troppo lunga, Sosa ci arriva in qualche modo, trova la deviazione di Pezzin, ma il tempo scorre, 46 secondi alla fine, Teramo, Divanei, Teramo dentro, Meuto deve calciare, allontana dal lago, la palla rimane in campo, Divanei col sinistro, ancora Tarenzi a dire di no. ...32 secondi, rimane per terra Lutta. ...32 secondi, era Battistoni per terra alla fine del match. 2 gol di vantaggio per la Lazio. Non è finita, ma il traguardo è vicino. Si ricomincia. Teramo, Divanei dentro da Teramo, Lupi allontana, deve percorrere tutto il campo Divanei per riprendere il pallone. 20 secondi a disposizione. Sosa, Teramo non trova il passaggio verso Meuto, Lupi allontana ed è la giocata che di fatto chiude la partita. 8 secondi al termine e 2 gol. Lazio dunque che vola a quota 30, aggancia la Polisportiva Futura in classifica. Divanei, ultima azione del match, addosso a Capponi. Teramo, Meuto la mette dentro, lontana Pezzin col tacco. Suona la sirena, non c'è più tempo al Palapanzini, colpo della Lazio che batte 4-2 il Giovinazzo. È tutto qui dal Palapanzini, grazie per averci seguito in questa diretta, buona serata da Davide Menolascina.